Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Superstitions, black cats and voodoo dolls. I feel a premonition, that girl's gonna make me fall. She's into new sensations, new kicks in the candlelight. She's got new addictions for every day and night. She'll make you take your clothes off and go dancing in the rain. She'll make you live a crazy life, or she'll take away your pain like a bullet to your brain. Upside, inside out, she's living la vida loca. She'll push and pull you down, living la vida loca. Her lips are devil red and her skin's the color mocha. She will wear you out, living la vida loca. Living la vida loca. She's living la vida loca. Welcome to New York City, in a funky cheap hotel. She took my heart and she took my money. She must have slipped me a sleeping pill. She never drinks the water, makes you order French champagne. Once you had a taste of her, you'll never be the same. It should make you go insane. Upside, inside out, she's living la vida loca. She'll push and pull you down, living la vida loca. Her lips are devil red and her skin's the color mocha. She will wear you out, living la vida loca. Living la vida loca. She's living la vida loca. Antonino, a te la linea. Antonino, a te la linea. Non va, Antonino. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Abbiamo avuto un problema tecnico, ma riecco a noi Antonino. A te la linea. Già, è proprio così, cara Sveva, cara Castellana.
Amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 940 di oggi, martedì 18 di febbraio dell'anno del Signore 2025. Pensate, mancano appena 60 puntate a quota 1000, chissà che festa che faremo per queste 1000 puntate. Dai, qualcosa ce la dovremmo inventare. Probabilmente, non lo so, farò uno striptease, che ne so, quello che volete. Va bene, allora cominciamo la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete, ahimè per voi, i Liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, la rassegna stampa di Semivarin, gli Autodafè di Giulio Cainarca, le videopillole e molta altra bellissima robetta ancora, per cui mi raccomando, radiolibertà.net is the place to be. Allora, noi cominciamo questa trasmissione alle 18 minuti e 42 secondi e la cominciamo dando una breve occhiata alle agenzie, in particolare dal Qatar, dove si sono incontrati appunto dove si sono incontrati i come si dice, oddio santo, i rappresentanti di Russia e Stati Uniti d'America. Ecco a voi che naturalmente cominciano ad apparire, scusate, dall'Arabia Saudita cominciano ad apparire le prime indiscrezioni e i primi risultati di questo colloquio. Sostanzialmente i russi hanno detto che non vogliono in nessun modo, luogo o forma la presenza di truppe della NATO sul territorio ucraino a tutelare i confini dell'Ucraina dopo questa guerra. Il segretario di Stato Marco Rubio ha detto che tutte le parti devono fare concessioni per la pace e anche l'Europa dovrà sedere al tavolo dei negoziati, questo perché ha imposto le sanzioni. Gli Stati Uniti osservano anche che questo è stato il primo passo importante dopo i colloqui con Mosca. Infatti i due paesi nomineranno presto i loro rispettivi ambasciatori e quindi diciamo avranno delle relazioni diplomatiche molto più fluide rispetto a quanto è accaduto in questo periodo. Lavrov, ora gli USA ci ascoltano meglio. Zelensky, USA e Russia parlano di Ucraina senza l'Ucraina e rinvia il viaggio in Arabia Saudita che è previsto per domani. Comunque sarà un lungo percorso, dice il segretario di Stato Marco Rubio, ma si dovrà arrivare alla pace. Ma adesso qui Parlamento. Qui Parlamento. Do il mio personale buonasera e bentornata all'onorevole Nicola Ottaviani, che ringrazio per il suo tempo. Onorevole, allora, questa fiducia sul PNR com'è andata? La fiducia sul PNRR è andata benissimo, è andato ancora meglio quello che è il profilo della fiducia che gli italiani hanno in questo governo e anche e soprattutto in quello che la Lega, insieme a Matteo Salvini, insieme agli iscritti, insieme agli amministratori e parlamentari, stanno facendo per centrare quelli che sono gli interessi del Paese. Certo. Ecco, e in particolare ora quali saranno i prossimi appuntamenti dopo questa fiducia e che ricadute hanno anche sull'attività del partito? Allora, innanzitutto dobbiamo dire che il PNRR nasce male, ma grazie a Dio viene bene poi convertito da parte del centrodestra, da parte del nostro governo e soprattutto a seguito di quelli che sono stati gli sforzi compiuti da due ministri essenziali all'interno di questo governo, che sono Matteo Salvini da una parte e dall'altra il nostro ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti. Perché questo? Perché bisognava cercare di mettere a sistema le risorse trovate, cercare di non sprecarle, perché chi le dovesse sprecare queste risorse poi le deve rifondere, le deve restituire all'Europa e una volta che dovessero essere poi sprecate, non centrando gli obiettivi, non centrando le milestone e soprattutto quelli che sono i target che vengono indicati, scattano sanzioni per cui alla fine oltre il danno c'è la beffa.
I 194 miliardi che sono stati richiesti da quel governo, e soprattutto il governo guidato da Conte, in realtà sono stati richiesti con una certa fretta, e quando qualcuno dice abbiamo ottenuto più soldi degli altri, in realtà se ne chiedevano 400 di miliardi, te ne davano anche 400. Il problema è restituirli e soprattutto utilizzare i soldi per gli investimenti. È come se un tizio va in banca, sostanzialmente dice mi hanno dato 100.000 euro, e che cosa ci hai fatto con quei soldi? Beh, anziché investirli nell'azienda, sono stato in giro per il mondo. Hai prodotto un danno alla tua famiglia, hai prodotto un danno alle tue maestranze, e probabilmente l'azienda rischia anche di chiudere. Ecco, buona parte di quegli importi, 2/3 di quegli importi, sono a mutuo. Significa che vanno riconsegnati, vanno restituiti con interessi che non sono tra l'altro di piccolo profilo. Quindi se quei soldi vengono gestiti in funzione di un interesse pubblico per opere che servono alla collettività, che servono ad una comunità intera, e non per realizzare quello che può essere poi il torneo della bocciofila, o peggio ancora l'evento al quale non va nessuno ma deve essere promosso soltanto per fini clientelari, si fa debito e soprattutto si fa debito non buono, quindi non il cosiddetto debito positivo come utilizzava una volta come termine Tremonti, e il debito sano è altra cosa, lo dobbiamo sempre ribadire, rispetto a quella che è la mera contrazione di costi. Ecco, noi siamo riusciti come governo di centrodestra a non perdere nulla rispetto a quei finanziamenti, e soprattutto chiedendo al tavolo europeo di riconvertire buona parte di quei progetti che erano incanalati su un binario morto, e quindi all'interno di un vicolo cieco. Questo è stato possibile grazie alla grande credibilità del governo di centrodestra, alla grande credibilità di quelli che sono i nostri ministri, coloro che poi sono andati a contrattare da stracciacappello, possiamo dire, direttamente a Bruxelles e a Strasburgo, la rinnovazione di quei finanziamenti e soprattutto il reset di quei finanziamenti. Se fossimo stati un paese poco credibile e soprattutto poco autorevole, stia per certo che quel tipo di risultato non sarebbe stato raggiunto. Del resto, e io l'ho ribadito anche ieri nel corso della nostra dichiarazione come gruppo Lega per quanto riguarda la fiducia al governo, nel marzo del 2024 non è stato certo il quotidiano Libero, non è stato il Giornale, non è stato magari un altro quotidiano che possa essere in qualche modo ammantato, adombrato di vicinanza alla cultura del centrodestra, ma è stata la Commissione europea presieduta dalla von der Leyen a dichiarare che l'Italia tra i 27 era il paese che era più avanti in assoluto rispetto al raggiungimento dei traguardi e soprattutto rispetto alla possibilità di centrare quegli obiettivi che erano stati concordati all'interno del piano che poi ho sottolineato e che riguarda i famosi 194 miliardi. Questo ad onta degli avvoltoi e soprattutto di coloro che avevano cercato fino a quel momento, ma devo dire che continuano anche nelle scorse ore ad ipotizzare che l'Italia si facesse trovare impreparata e che il governo rimandasse indietro le risorse ricevute. Ecco, senta, appunto, razionalizzazione delle risorse in arrivo, razionalizzazione dei progetti. Si parla sempre del ponte sullo stretto, ma non c'è soltanto questo nel PNRR. Il ponte sullo stretto è uno degli obiettivi che naturalmente servono al Paese, ecco, per rimettere in moto non soltanto le rotaie, ma anche e soprattutto le merci, il traffico di passeggeri. Serve probabilmente a invertire un trend che è stato quello di un mezzogiorno che è andato avanti one way, possiamo dire. Ecco, è possibile con il ponte sullo stretto innanzitutto dare una dimensione di fattibilità e di realizzabilità, perché sappiamo bene che probabilmente dai tempi del Colosseo un'opera così maestosa dopo 2000 anni all'interno del nostro paese non ha mai trovato dimora. Quindi sotto il punto di vista anche di principio, sotto il punto di vista della possibilità di incidere a livello ingegneristico, a livello di architettura, il ponte sullo stretto rappresenta una sorta di rottura forte di schemi rispetto al passato,
dove qualcuno poteva ipotizzare che noi non fossimo più il popolo dei grandi ingegneri, dei grandi architetti, di coloro che in qualche modo riescono ad incidere anche e soprattutto in termini di innovazione. Poi quel ponte oggi rappresenta una possibilità enorme di drenaggio di risorse, di occupazione, di servizi e quindi tutto quello che può riguardare un pezzo di PIL. Stiamo parlando di un investimento di 10-11 miliardi di euro, 10-11 miliardi di euro che riguardano non soltanto quello che è il profilo dell'investimento come infrastruttura in sé, ma soprattutto tutto quello che riguarderà la manutenzione, perché ponti del genere, ad onta di quello che è avvenuto purtroppo a Genova e quel tristissimo ricordo è ancora sotto gli occhi di tutti, hanno bisogno di una manutenzione costante, di un aggiornamento nelle tecnologie, di verifiche, di osservazioni, quindi hanno bisogno di una attività enorme, collaterale, che continuerà a produrre posti di lavoro e ricchezza soprattutto a livello locale. Ecco, il centrodestra così ragiona, il centrodestra e soprattutto la Lega cercano di mettere a disposizione di coloro che possono avere delle criticità la canna per pescare il pesce, perché se si mette a disposizione soltanto il pesce, prima o poi si esaurisce e è anche difficile provvedere a quelle che sono le esigenze del quotidiano. Certamente. Senta, per concludere, quali saranno ora i suoi prossimi impegni? Continueremo a concentrarci su quello che è il dibattito che in questo momento rischia di essere epocale. Forse non ci stiamo rendendo conto che in questi giorni sta per cambiare la storia non del nostro paese, sta per cambiare la storia dell'intero globo. Si sta ridisegnando il modo in cui si è parte della NATO, si stanno ridisegnando assetti interni a quella che è la vecchia alleanza atlantica. Si sono seduti o si stanno per sedere allo stesso tavolo quelli che sono i nemici che si erano sempre odiati e che però sull'altare non della patria ma degli interessi stanno trovando un veicolo di language comune. Ci stiamo riferendo alla Russia da una parte e agli Stati Uniti dall'altra, saltando a pie pari l'Europa. Allora abbiamo un quadro che naturalmente è molto diverso rispetto al passato, e quelli della sinistra che oggi ci dicono ma perché il governo di centrodestra, dalla Meloni, Matteo Salvini, gli altri continuano a parlare loro direttamente con gli Stati Uniti? Perdonateci, ma che cosa succedeva fino a qualche tempo fa, dove noi dovevamo assistere che Macron partisse col suo aereo di Stato, andasse a parlare direttamente a New York con Biden, tracciando quelle che erano le linee di geopolitica e potremmo definirle anche linee di geoeconomia di carattere internazionale e globale, e l'Italia assisteva lì ad onta di quello che poi gli altri 26 paesi della comunità europea potessero fare o meno. Noi a questo gioco non ci stiamo, cioè non può essere che nello stesso momento in cui loro la partita l'hanno giocata e l'hanno persa perché hanno tifato in modo scomposto per la riconferma di Biden, non tifanno neppure per l'America. Noi invece in modo molto composto, quando c'era Biden che guidava l'America, noi seppure avevamo delle idee diverse sotto il punto di vista, diciamo così, della sensibilità culturale rispetto a Biden, comunque rispettavamo Biden perché Biden era il presidente del primo stato della prima potenza mondiale e soprattutto il nostro primo alleato all'interno della NATO. E questo purtroppo non è successo né prima né dopo da parte di Schlein e compagni, nello stesso momento in cui è entrato in campagna elettorale Trump. Cioè c'è stata una guerra quotidiana, anche tramite giornali, diciamo così, che cercano di ammantarsi di essere super partes, ma che in realtà sono più militanti degli altri, giornali che in qualche modo hanno a che fare anche con aziende finanziate dallo Stato. Ebbene, Schlein e compagni, dallo stesso momento in cui Trump è sceso in campo, figuriamoci dal giorno dopo la sua elezione e la sua conferma alla Casa Bianca, nello stesso momento in cui Trump è sceso in campo hanno iniziato una guerra senza quartiere, mettendo in difficoltà l'Italia, perché tu puoi dire non condivido alcune situazioni o alcune esagerazioni che ci possono anche stare, ci mancherebbe altro, del presidente americano, ma non puoi dire per noi oggi
gli Stati Uniti diventano quasi un avversario. Ecco, è questa mancanza di senso della storia e soprattutto questa mancanza di senso del reale che Schlein e compagni continuano purtroppo a cucirsi sulla loro pelle, non rendendosi conto che in questo modo stanno facendo vendere la pelle di un intero paese che è il nostro. Molto bene, onorevole, grazie e ci risentiamo presto allora. Buona serata a voi e a tutti gli ascoltatori. Grazie ancora. Pausa e poi torniamo con i Clash, Rock the Casbah 1982. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Our king told the boogeyman, you have to let that rock and roll. The oil down the desert way has been shaken to the top. The shaky drove his Cadillac. He went cruising down the bill. The prison was standing on the radiator grill. Shelly, don't like it. Rock the Casbah, rock the Casbah. Shelly, don't like it. Rock the Casbah, rock the Casbah. By order of the prophet, burn that boogie sound. Degenerate the faithful with that crazy Casbah sound. But the fellow when they brought out the electric cattle drum, the local guitar picking drivers, guitar picking drum. As soon as the sheriff cleared the square, they began to wave. The sheriff don't like it. Rock the Casbah, rock the Casbah. The sheriff don't like it. Rock the Casbah, rock the Casbah. And over at the temple, oh, they really pack 'em in. The crowd say it's cool to think this chanting thing. But as the wind changed direction and the temple band took fire, the crowd got a whiff of that crazy campfire. Don't like it. Rock the Casbah, rock the Casbah. The sheriff don't like it. Rock the Casbah, rock the Casbah. The king called up his jet fighters. He said you better run your play. Drop your bombs between the minarets down the Casbah way. As soon as the sheriff should put out a bear, the jet pilots tuned to the cockpit radio pair. As soon as the sheriff gets out of their hair, the jet pilots wave. The sheriff don't like it. Rock the Casbah, rock the Casbah. The sheriff don't like it. Rock the Casbah, rock the Casbah. The sheriff don't like it. Thinks it's not kosher. Rock the Casbah, rock the Casbah. The sheriff don't like it. Fundamentally can't take it. Rock the Casbah, rock the Casbah. The sheriff. A Telalini, Antonino. Grazie Sveva, alle 18:36 minuti e 35 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Allora, bella gente, adesso dopo aver ascoltato i Clash con Rock the Casbah del 1982, andiamo a parlare con qualcuno che di Casbah se ne intende, visto che ha ricevuto anche delle gravi minacce. Silvia Sardone, c'è stata un po' di polemica tra la Lega e Forza Italia a proposito
della mozione presentata dalla Lega alla Regione Lombardia contro il velo integrale nei luoghi pubblici. Ma oltre a questo, la nostra conversazione ovviamente ha riguardato anche l'Europa e l'amicizia con i repubblicani. State a sentire che cosa ci siamo detti quest'oggi. Vai pure, Sveva. Questa sera io ho il piacere di ritrovare l'onorevole Silvia Sardone in questa nostra trasmissione qui a Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Onorevole, io la ringrazio del suo tempo e della sua disponibilità, però ho una domanda... Grazie a voi. Grazie a lei. Ho una domanda un po' ironica da porgerle. Federico Fellini disse di essere contento di essere diventato l'aggettivo felliniano. Disse di sé: ho sempre sognato in tutta la mia vita di diventare un aggettivo. Lei ha addirittura un verbo, sardonizzare. Che cosa sta succedendo? Ma diciamo che se per sardonizzazione si intende la volontà di difendere la nostra identità, la nostra cultura, le nostre tradizioni e da donna dico anche la nostra libertà, ben venga la sardonizzazione, cioè, la rivendico, mettiamola così. Ecco appunto, lo riassumiamo per i nostri ascoltatori. L'onorevole Sardone viene tirata in ballo mentre oggi alla Regione Lombardia si vota una mozione proposta dalla Lega che vieta totalmente il velo nei luoghi pubblici. Questo ha spinto gli alleati di Forza Italia a dire ma questa è una sardonizzazione della politica, noi abbiamo dei programmi sulla sicurezza ben diversi e però viene fatto presente alla Lega, guardate che se si diventa morbidi poi dopo si perde anche a Milano, evidentemente, guardando pure in prospettiva quello alle elezioni del sindaco tra un anno e passa. E allora a maggior ragione le dico, perché c'è questa remora nei confronti di questo giro di vite sul velo? Ma secondo me, al di là del perdere Milano, perdono gli italiani. Cioè io non voglio un futuro pieno di veli, non voglio un futuro di donne sottomesse, non voglio un futuro nel quale le donne per poter uscire devono chiedere permesso ai mariti, in cui non possono lavorare. Non voglio un futuro in cui nelle nostre vie non si parla italiano ma solo arabo. Non credo che questa sia integrazione e quindi la proposta della mozione di regione, che è in linea con un'interrogazione parlamentare che ho fatto io al Parlamento europeo e anche con i diversi disegni di legge presentati dalla Lega in questi anni, insomma, ribadiscono questa nostra idea di paese. Poi Forza Italia può fare quello che vuole. Sono contenta che Forza Italia inizi a trattare i temi della sicurezza, ha iniziato a farlo anche il PD. Non credo che il centrodestra debba avere le posizioni del Partito Democratico e comunque noi siamo altro e lo rivendichiamo, quindi non capisco perché mi tirino in ballo e ci tirino in ballo, che Forza Italia faccia le sue proposte e noi faremo le nostre. Ecco, anche perché vogliamo ricordare a chi ci ascolta, l'onorevole Sardone non è che si occupa di queste cose perché gliel'ha prescritto il medico, ma se ne occupa perché... No, io ci credo. Esatto, e proprio per questo vive scortata, perché è stata minacciata più volte, da ultimo anche dall'ennesima ondata di Maranza. Se mi posso permettere, solidarietà per quel poco che può valere, ma mi ancora nessuna donna di esprimergliela. sinistra me l'ha fatta, sono in attesa, diciamo. Andiamo bene. E a maggior ragione questo discorso, lasciando stare il fatto che lei venga tirata in ballo in questa vicenda, però ci permette di allargare un pochettino la nostra conversazione. Intanto lei si parla del velo, lei dice io non voglio un'Italia nella quale andando per strada si senta parlare solo arabo. In compenso però, onorevole, noi cominciamo a vedere a Corvetto, il ministro Piantedosi ha detto no, non parliamo di Ballier, non è il caso, però cominciamo a vedere appunto i Maranza, che sono questi italiani. Quanto mi manca Matteo Salvini, ministro dell'interno. Ecco. Quanto mi manca. Ecco, a maggior ragione le dico, i Maranza, che sono questi italiani di seconda generazione
che molto Sì. spesso non si sentono italiani, visto e considerato che abbiamo visto insomma, la manovra di accerchiamento delle ragazze Sì, con sì. le molestie in Piazza del Duomo e così via. Russi Gamea. Esatto, ecco, a maggior ragione, come si fa a fare un'integrazione in un paese dove già siamo arrivati a questo? No, il tema è che determinate persone non hanno alcuna intenzione di integrarsi, ma hanno intenzione di venire qua con una cultura più forte, più radicale, e sottometterci. E io non voglio finire sottomessa. Se a qualcuno piace, voglio dire, il masochismo è una pratica anche diffusa. Io non la pratico, ecco, no? Diciamola così. Certamente. Dica. Secondo me, tra l'altro, si sottovaluta totalmente il futuro del nostro paese. Cioè, gli italiani non fanno più figli, questa roba qua ce la diciamo da un sacco di tempo. La politica migratoria oramai la fa il meteo, le condizioni meteorologiche, perché la Bossi-Fini è stata negli anni totalmente rivista, annacquata, cioè sappiamo tutti che fine ha fatto. E il futuro è fatto da altri tipi di generazioni. Si dice che tra meno di 200 anni ci sono studi che dice che nascerà l'ultimo italiano. Io non ne faccio una questione di sangue, a me non interessa che sangue abbia che il colore della pelle insomma, del futuro italiano. A me interessa che con quell'ultimo italiano non vengano a morire la nostra cultura, tradizioni, valori e da donna appunto dico la nostra libertà. Certo, però è altrettanto vero che i segnali di allarme ci sono tutti. Se penso a quello che è successo a Monaco di Baviera qualche giorno fa o anche nella stessa Villach nel weekend, dove addirittura questo rifugiato siriano Ma certo. ha accoltellato quattro persone e ucciso un ragazzino di 14 anni. Ieri Lorella Gerace della Lega Austria diceva proprio questo: ormai a Vienna, se tu vai in giro, non senti più parlare tedesco. Allora, qua mi pare che questo Embrasson News... E non è integrazione, Appunto, cosa è stato e come possiamo rimediare, secondo lei, se si può? Noi dobbiamo non aver paura di dire quello che siamo, non aver paura di rivendicare, lottare per quello che siamo. E questo lo facciamo ovviamente anche a norme come quella che viene proposta in Regione Lombardia. Vuoi venire qua e coprire totalmente la tua donna? Vuoi venire qua e portare quello che sei, diciamo imponendo la tua cultura? Vuoi venire qua mettendo un velo ad una bambina di 5 anni, quindi non è libertà, ok? Quella non è una scelta libera e consapevole. Bene, hai sbagliato paese, torna a casa tua. Se vuoi vivere qua, la nostra cultura di riferimento è diversa, devi condividere. Cioè, secondo me questa deve essere la linea da portare avanti e non dobbiamo aver paura di farlo. Perché tra l'altro io vi dico che i primi a volerlo sono i tanti immigrati per bene che rispettano le leggi, si sono integrati e si sono stancati di questi marasmi, di questa gentaglia. Guardi, se posso aggiungermi, Giorgio Guido Lombardi, che è il vicino di casa di Donald Trump ed è anche un leghista, tra l'altro, nostro ospite in questa trasmissione, ha detto: il muro si fa per il semplice e banale motivo che l'immigrato regolare in America non può accettare di offrire il suo lavoro a $15 l'ora e poi arriva l'altro senza documenti che si fa sfruttare per $5 l'ora. Ecco, va bene la carità, ma non quella pelosa. Ma certo, e come non condividere questo? Ma al di là del costo del lavoro, io voglio evidenziare davvero anche l'aspetto culturale che non possiamo lasciare da parte. Cioè, qui chi viene vuole imporre una cultura invece di abbracciare quella esistente. Non è possibile. Decisamente. Non è possibile, noi non possiamo accettarlo. E quindi la posizione di Forza Italia che dice
che non dobbiamo in qualche modo portare avanti le istanze come quella del velo islamico, del divieto di velo islamico, intendendo con esso il niqab, il burqa, insomma, volto coperto interamente, secondo me sono diciamo, sbagliate, no? Sì. Senta, proprio a maggior ragione, la settimana scorsa io ho avuto la sua collega Anna Cisint, gradita ospite qui in trasmissione. Sì, un'amica. E abbiamo parlato infatti del caso dell'Istituto Pertini, dove le ragazze vanno col cencio, per chiamarlo con Oriana Fallaci, fino ai piedi, il prof le guarda prima che entrino in classe, ah sì, sei tu, e poi vanno e dicono, ma questa è la religione. Ora sappiamo che il velo è un'impostura, perché in realtà è solo una questione politica che si è diffusa dagli anni 60 in poi nelle frange più estremiste dell'Islam, e la Cisint diceva cercheremo di portare anche questa battaglia in Europa. Cosa si può fare all'Europarlamento su questo piano, su questo tema? Il tema è che noi qua siamo all'opposizione da anni, e noi sollecitiamo la Commissione con interrogazioni, ma io vi faccio notare che le comunicazioni istituzionali della Commissione europea anno dopo anno cambiano sempre di più, introducendo ragazze con il velo islamico per la giornata della gioventù, ogni volta per sdoganare un simbolo che è chiaramente di sottomissione. Sì, tra l'altro poi quando si fanno queste discussioni c'è sempre il fenomeno che se ne esce dicendo ma anche le suore portano il velo. Le suore portano il velo come omaggio a Dio, le donne islamiche portano il velo come sottomissione al marito e assoluta assenza di diritti. Le suore possono togliere il velo quando vogliono, una donna islamica no. Tra l'altro. Senta. E poi, dato che per noi il marito della suora è Gesù, io non ho mai visto farsi esplodere un cristiano. No, nemmeno io. Senta, sarete a breve lei, Susanna Ceccardi appunto e Anna Cisint a Washington. Sì, noi siamo CPAC. anche tre amiche, Noi siamo anche tre amiche e siamo molto contenti di andare lì insieme. Molto bene. Ecco, il CPAC, lo diciamo per i nostri ascoltatori, è la convention dei conservatori con Donald Trump che chiude la convention, infatti, oltre a tanti altri leader. E ricordiamo, come ha detto più volte Matteo Salvini anche a Pontida, che la Lega è un partito amico del Partito Repubblicano. Che cosa vi aspettate? Certo, andiamo apposta lì proprio per... cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo di poter fare networking, quindi comunque incontrare dei leader e esponenti di partiti di area, diciamo, lì a Washington, anche per stringere nuove alleanze future e anche ovviamente di ascoltare e sostenere il presidente in carica degli Stati Uniti, Donald Trump. Ci sarà Vance, ci saranno tutti quelli che chi ha seguito la campagna delle elezioni americane ha visto. Ci sono anche un sacco di persone con i podcast che hanno pari spazio lì di autorevoli politici, proprio per far vedere come sia importante dare la libertà di parola a tutti e quanto Donald Trump su questo e il politicamente e la battaglia politicamente corretto e il pluralismo di informazione, insomma, sia tenace nel portare avanti la libertà anche in questo, no? E quindi è per quello che dà giustamente parola a molti podcast, oltre che ai giornalisti blasonati. Allora avremo modo di risentirci anche quindi magari tra qualche anno ci sarà anche qualcuno di Radio Libertà lì a parlare al CPAC, perché no? Lo auspico. Sono fiducioso, guardi, vi dico la verità, sono fiducioso. Senta. No, però questo secondo me dal punto di vista della comunicazione è molto importante.
Sì. Perché magari per chi avrà voglia ci ascolta, o anche solo tu avrai voglia di andare a vedere poi i relatori, gli speaker che ci saranno al SIPAC, il numero di persone che hanno il podcast è davvero 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 alto. Sì, Sono quasi tutti loro. Senta, per concludere, le chiedo due cose. Io sono molto contenta di questa, dato che faccio da anni comunicazione con i social e quant'altro, proprio per anche avere degli spazi miei dove posso essere ascoltata e io posso dire quello che voglio. Ci mancherebbe, siamo qua per questo. Sì, è importante. Certo che è importante, anche perché non è che possono parlare sempre i soliti. Senta, le volevo dire questo per chiudere. Una domanda seria e una domanda, spero, un po' più leggera. La prima, perché l'Occidente odia se stesso? La seconda, me lo dà un motivo di speranza? Perché il presidente odia se stesso? Quale presidente odia se stesso? L'Occidente. Ah, l'Occidente, ho capito. Ma in realtà, citando Oriana Fallaci, dovrei sveglia Occidente e direi anche che ci sono, unendomi alla seconda domanda, citerei sempre Oriana, che diceva che ci sono momenti nella vita in cui tacere è una colpa e parlare è un obbligo. Io credo che oggi sia necessario parlare, sia necessario rendere palesi i temi di cui abbiamo parlato, proprio per agire. Allora vanno bene le norme come quelle che ho detto, ne vanno messe in campo anche altri, bisogna avere il coraggio di farlo. La Lega deve tornare ad essere sì un partito di governo, ma anche un partito di lotta. Quanto vi manca il partito di lotta? E la nostra lotta deve essere anche per difendere i valori dell'Occidente, e i valori dell'Occidente sono quelli giudaico-cristiani, non quelli islamici. Grazie. Grazie a voi, ciao. La linea, Antonino. Antonino, ci senti? A te la linea. E rieccoci sulle magiche onde di Radio Libertà alle 18, 54 minuti e 30 secondi. Sì, perfettamente. Cara Sveva, grazie per avermi restituito la linea. Avete ascoltato le parole dell'onorevole Silvia Sardone. Direi che possiamo brevemente aprire il telefono allo 029294 7222 se volete intervenire, oppure 340 670 9659 se volete intervenire attraverso la zappa o WhatsApp che dir voglia. Sì, nel frattempo noi continuiamo a dare un'occhiatina a quello che succede nel mondo, diamo anche un'occhiatina a quello che accade. Vi dicevo dell'ANSA, Zelensky, parlano di Ucraina senza Ucraina, Lavrov merita una bacchettata sulle mani e tra l'altro si è fatto vivo già Erdogan dicendo vabbè, il prossimo incontro in cui si discuterà la pace in Ucraina lo possiamo organizzare direttamente in Turchia. Champions League, in campo Milan-Feyenoord 1-0, gol lampo di Jimenez. Poi Qatar Open, Berrettini Djokovic 7-6 3-1, break dell'azzurro. E poi ancora abbiamo un ricordo oggi, c'è stato questo ricordo nei confronti di Fabrizio De André, che avrebbe compiuto quest'anno 85 anni. Dori Ghezzi ha raccontato che quando nel 1979 vennero rapiti in Sardegna, con una botta di ironia, il buon De André disse ai rapitori: avreste potuto prendere Francesco Guccini, che è una cosa che francamente fa veramente molto ridere. Tra l'altro, a proposito delle battute su se stesso, scrive Lanza, anche io ho scritto cose da tormentarsi sul divano, tipo Marinella, però ogni tanto un po' di impegno può forse servire. Non so fino a che punto. Serve a far parlare di certi argomenti, non serve sicuramente
affermare nulla, guerra compresa. Così diceva Fabrizio De André, il poeta sempre dalla parte degli ultimi, cantautore dell'animo umano, punto fermo nella formazione personale e culturale di intere generazioni. Nel giorno in cui avrebbe compiuto 85 anni, cioè oggi, la Sala della Regina della Camera dei Deputati ha accolto maturi mani, buon compleanno Faber, omaggio voluto dalla Presidenza della 7ª Commissione Cultura e organizzato da Assoconcerti, che ha riunito istituzioni, colleghi, affetti e anche ragazzi delle scuole superiori. Già che ci siamo, ha parlato il sottosegretario Gianmarco Mazzi. Al suo fianco, nei tanti anni da organizzatore di spettacolo, De André passava per un uomo autorevole e serioso, invece era una persona molto simpatica, autoironica e di grande dolcezza d'animo. De André appartiene alla tradizione letteraria e poetica, oltre che musicale, del Novecento italiano, aggiunge il presidente della Commissione Cultura Federico Mollicone. Se oggi ci troviamo qui non è solo perché ha scritto capolavori ancora ascoltati da tutti, ma perché è stato un evocatore di mondi, un raccontatore di storie uniche e universali, che raccolgono luoghi, tradizioni, dialetti e persone. Un uomo, un artista, concorda il presidente di Assoconcerti Bruno Sconocchia, al tempo suo manager, che ci ha lasciato un'eredità non solo musicale, ma culturale e sociale, centrata sulla capacità critica, l'attenzione per il diverso e l'emarginato, la ricerca di giustizia e libertà. Tu che cosa preferisci di De André, Sveva? Io sono una grande appassionata, quindi mi piace tanto la sua musica. Se vuoi ti posso dire qualche canzone, ma le amo quasi tutte. Diciamo quella che più ti tocca l'anima. Allora, difficile così, forse il testamento di Tito, ma non sono sicura, ce ne ho così tante. Vedo che siamo ad alti livelli qui. Il testamento di Tito. Falegname con la pialla perché fai fren, costruisci questa croce, eccetera, eccetera. Questa è la versione però con la PFM, il concerto del gennaio del 1979. Io amo molto quel disco, detto tra noi. La conosco benissimo la PFM, sono andata a vederla a dicembre con i miei genitori a Roma. Sì, ma io sto parlando del concerto del 1979 che fecero con De André, e peraltro De André lì per lì non avrebbe voluto realizzare questa collaborazione perché riteneva che insomma la cosa non gli avrebbe dato spinta e soprattutto non avrebbe avuto senso per le cose che lui faceva. Dopodiché invece la cosa andò e fu un grande momento di musica. Tant'è vero che il doppio disco è uno di quei dischi che secondo me nella vita bisogna ascoltare. Le 18, 59 minuti e 53 secondi qui sulle magiche onde di Radio Libertà. Tra non molto parleremo di tasse con l'avvocato Claudio De Filippi e Luigi Boschi, che è un blogger che si occupa di fisco, e naturalmente questo sarà lo spazio di In attesa di giustizia. Sono le 19, pausa, e poi Armand Van Helden, You Don't Know Me, 1999. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Thank you.
head. I'm always holding my own. Every time I turn around, it's something. People talking about what they don't do. And when I try to move on up, they're always pulling me down. I'm tired and I had enough. It's my life and I'm living it now. You don't know, you know me. You don't know that I'm living life. You don't understand me. So why do you judge my life? I always wonder why people try to hurt me. No happiness in their own lives, so they act out all their jealousy. Who are you to say that I'm living wrong? Always telling me what to do. I decided I gotta be strong. What makes you think that I needed you? You don't know me, you don't even know me. You don't know say that I'm not living right the way that you don't understand me. You can't even so why do you take my life? Oh, you don't even know. You don't even know. Say that I'm not living right. Oh, you don't understand me. So why you judge my life? You judge A te, Antonino. Grazie Sveva, l'anno era il 1999, questi erano gli Armand Van Helden, You Don't Know Me, tu non mi conosci, però vediamo di conoscere chi è al telefono. Pronto, chi è là? Ci conosciamo già, Antonino, sono Ehi, Vito Coviello, Vito! caro amico mio. E come non dimenticare Fabrizio De André, non so se i titoli che magari a me piaceva molto Via del Campo, Marinella, la canzone di Piero, la canzone dell'amore perduto, Sceglina tu una per me. E lui è morto l'anno in cui io sono diventato cieco, il 99. E la prima cassetta che ho avuto da ragazzo era una sua cassetta, me la regalò un fotografo e da allora l'ho sempre seguito in tutte le sue canzoni e ho cantato sempre le sue canzoni. Caro amico, purtroppo i migliori se ne vanno sempre prima. Che dobbiamo dire? Oggi Ma secondo te che direbbe De André del mondo di oggi? C'è una canzone che si può adattare al mondo di oggi? Il giudice? Sì. Sì. Vabbè, tutte le sue canzoni sono sempre attualissime, tutte. La grandezza di questi autori che raccontano, che vedono le sfaccettature delle persone, il pensionato, l'impiegato, il chimico, cioè è andato ad analizzare la psicologia degli invisibili, delle singole persone, a raccontarle, l'acqua nera, quando parlava della sua Geva, tutte queste cose insieme. Più che un cantante era un poeta, indubbiamente, cantanti così non so se ne arriveranno più. Certo, io non seguo più Sanremo da tanto tempo, magari qualcuno ne uscirà, però a sentire le canzoni così dite un po' in giro non mi aggradano molto. Non so se a te, Antonino, piacciono, però ma insomma mi piace seguire il festival. Qualche cosa simpatica c'era, tipo Coricini, ma quello è più un tormentone che una canzone. Non credo resteranno molte canzoni di quelle che la gente canterà davanti al falò, anche perché quando c'è un falò di solito si canta sempre Mogollo e Battisti. Sì, Lucio Battisti, Fabrizio De André, quando si accendevano i falò da ragazzi in spiaggia, si stava fino a tardi e poi ci si imprattava tra le frasche. Ma sono passati quegli anni e si vive di ricordi. Se ma puoi mettere qualche canzone di quelle che ti ho nominato, guarda, mi faresti cosa gradire. Anzi, un'altra cosa. Oggi è anche il compleanno di una persona che non mi è stata molto simpatica né all'epoca, e ti racconto il perché. Yoko Ono compie 95 anni.
E ho sempre pensato che per colpa sua si sono divisi i Beatles. Mamma mia, una cosa Ah, mia, Yoko Ono! Sì, compieva 95 anni. E quello siamo in tanti a pensare che si siano separati per colpa sua, per cui, sai... Per cui, comunque, vabbè, sarà un mio pensiero, però l'ultima canzone era Let It Be, lascia che sia, era come il Pantarei, lascia che sia, Let It Be. E fu il primo disco 40 giro che mi comperai con i miei primi soldini, che facevo qualche lavoretto. E no, ho fatto in tempo a comprare il primo disco, che poi non hanno fatto più canzoni insieme, quindi penso un pochettino. Storie di altri Grandissimo, tempi. Io Vittor. sono ormai grandicelo d'età, tengo 70 anni, fino a quando Dio vuole sto qua. Beh, 60 anni, mamma mia, di che cosa No, stiamo parlando, no, insomma, ti prego. 70, no, quello 60, magari 60, ne sono 7-0. E vabbè, Oh, 70, i stavo- secondi 35, non ti preoccupare. no, Senti, stavo meglio quando tenevo 20 anni, dai. lo so, comunque, senti, siccome naturalmente tu quando telefoni non puoi cavartela così, dacci una poesia. Give us a poem. Ok, senti, ti dico una poesia che ho pubblicato nel mio ultimo libro, che è arrivato anche a Milano in una biblioteca, in una delle biblioteche. Milano c'ha molte biblioteche, no? E il libro è Vivendo, volando e scrivendo versi sulle bianche nuvole nel cielo blu, parafrasando un po' una frase di Lucio Battisti, con titolo lungo, e quindi può essere scaricato dal solito sito www.acpotenza@it. Una poesia. Allo specchio. Una mattina allo specchio non vi ho più trovato la mia immagine, ma la mia anima ed i miei ricordi. Il ricordo degli occhi di mia moglie, che guardando i miei sorridevano, il colore degli occhi di mia figlia, il colore di un arcobaleno, il colore dei fiori, quello che mi manca e che mai più avrò. Ringrazio Dio per quello che ho avuto e per questa nuova dimensione, che è una dimensione dell'anima. Quello che mi manca e che magari ritroverò un giorno nella luce di Dio. Piccolo così. Finito. Esagerato. Bravo, Vito. Bravo. Senti, guarda, ti dico solo una cosa. Viviamo un'epoca volgare, scomposta, perduta, ma sono queste piccole cose, questi piccoli fiori che crescono sul fango e sul cemento che ci permettono Bravo. ancora di sperare in un domani migliore. Grazie per queste tue poesie. Grazie a te, amico mio, è sempre un piacere ascoltarti. Dai. Grazie Vito, un abbraccio. Altrettanto, ciao. Ciao. Allora, Sveva, insomma, il nostro Vito, scusate, ma io credo che siccome siamo una famiglia in questo programma, una grande famiglia, e allora a me piace l'idea che ci abbiamo il poeta di casa che ci recita le poesie e che ci aiuta in fondo a coltivare anche l'anima, dai, non è che possiamo solo raccontare quello che va male, quello che non è giusto, quello che è sbagliato. Raccontiamo anche questo. C'è un'Italia di persone che hanno un modo diverso di guardare la realtà e attraverso la poesia in fondo ci offrono qualche appiglio di speranza. Per me ci sta tutto, per voi non lo so, scrivetelo 340 670 9659. Sveva s'associa, bene, sui complimenti a Vito, per cui insomma direi che siamo combinati bene. Allora, il nostro caro avvocato De Filippi c'è dei nostri, vediamo un po' se c'è. Nel frattempo il telefono è aperto allo 0292947222 se avete voglia di intervenire e commentare le ultime notizie, oppure anche la poesia di Vito, perché francamente stasera cerchiamo di darvi anche dei temi un po' più alti, oltre alla storia, diciamo così, oltre a quello che accade sotto i nostri occhi. Andiamo a vedere la DN Kronos. Ucraina, Riyadh, vertice USA-Russia, Mosca sia Kiev nell'UE, no nella NATO.
Ancora, Al-Masri, la Corte dell'Aia dà 30 giorni all'Italia per spiegare la mancata consegna. Il nostro governo avrà tempo per presentare le sue osservazioni sul caso fino al 17 marzo. Ucraina, Mattarella ha sempre auspicato il ritorno della Russia al rispetto del diritto internazionale. Le parole del Presidente della Repubblica al termine dell'incontro con l'omologo del Montenegro. La posizione dell'Italia è chiarissima, rispetto della Carta dell'ONU. Israele e Hamas, sabato liberi tutti gli ostaggi vivi, raggiunto l'accordo. Hamas, giovedì consegneremo i corpi della mamma Bibas e dei 2 bambini. E questo mi fa male, perché io ci ho sperato fino alla fine che tornassero vivi. E invece... Israele intanto si ritira dal sud del Libano, i soldati rimangono in 5 punti strategici. Va bene, adesso è il momento di In attesa di giustizia con l'avvocato Claudio De Filippi, sigla pure. Va ora in onda In attesa di giustizia, casi irrisolti a cura dell'avvocato Claudio De Filippi. Una vita da mediano, lavorando come uriali, anni di fatiche, botte, vinci casomai mondiali. Avvocato carissimo, buonasera e ben trovato. Carissimo Antonino, salve a te e a tutti i radioascoltatori. E allora, anche questo martedì sera noi ci si ritrova qui alla radio per In attesa di giustizia e l'ospite di questa sera, che tra poco sarà al telefono con noi, è Luigi Boschi, un blogger che si occupa di tasse. Che personaggio! Ce lo vuoi raccontare un po'? Allora, intanto Luigi Boschi, direi quasi un amico che conosco da anni, parmigiano, ha un grande blog su tanti argomenti, non parla solo di tasse, ma si occupa di cultura, di spettacolo, di politica, di tutto, ma anche di tasse. Quindi praticamente lui mi ha riferito che noi ci siamo incontrati recentemente per caso, dopo tanti anni che ci conosciamo, e mi ha detto: Claudio, collaboriamo. E io sono stato ben contento di farlo, quindi abbiamo cominciato una collaborazione di cui vi parlerà eventualmente lui. Però il blog, che lui appunto si chiama luigiboschi.it, praticamente è un blog che c'è parecchio seguito, non arriviamo ai numeri dei follower, di coloro che hanno milioni di follower, ma indubbiamente Luigi Boschi ha un grande seguito, quindi è seguito ben oltre i confini parmigiani, quindi emiliani, quindi è un blog importante. Quindi io penso che lui ovviamente mi ha riferito questo, che c'è molto interesse per chi scrive in le materie che interessano di più, a parte l'attualità, sul blog suo, che ovviamente ha una particolare predilezione per le notizie locali, quindi notizie di Parma e provincia e quant'altro, anche perché a Parma c'è una realtà editoriale molto limitata, perché c'è praticamente l'antichissima gazzetta e famosissima Gazzetta di Parma, che è il più antico, alcuni dicono il più antico giornale italiano, del 1700, ma poi non ci sono tante realtà se non quelle appunto online, che quelle sono tante, quindi ci sono tanti giornali online, tante cose, però da un punto di vista diciamo del informativo e quant'altro, sicuramente l'offerta in altre città è più vasta rispetto a un monopolio di un unico giornale, per quanto sia autorevole e antico. Comunque Luigi Boschi è praticamente un tuttologo, quindi lui un argomento, poi ve lo dirà anche lui appena. Sì, è già collegato infatti. Buonasera, ben trovato. Un musicofilo. Buonasera. Devo fare alcune precisazioni all'avvocato Claudio De Filippi, perché allora il mio è un social blog, quindi non è un blog, cioè inteso come diario personale, ma è un luogo dove ho raggruppato
più testimonianze e più interessi di diversi giornalisti. Io sono giornalista dall'87, ho scritto l'albo di Bologna e mi sono dedicato a questa attività in rete, visto che avevo fatto nel 99 Digital City con importanti esponenti del mondo digitale presenti a Parma o in videoconferenza o addirittura anche di persona. Un nome su tutti, De Kerchove ad esempio, venne all'Aula Magna dell'Università di Parma dove si teneva questo convegno sull'innovazione del digitale, dove si parlò dell'innovazione della città digitale. Parlo del 99. Complimenti. Ho iniziato diverse iniziative, soprattutto ad esempio all'inizio sul teatro, sulla gestione dei teatri lirici italiani, sui problemi economici legati alla gestione dei teatri lirici italiani. Caro Luigi, volevo interromperti un attimo per dire ad Antonino che a Parma, tu lo sai, c'è una grandissima tradizione lirica, quindi il Teatro Regio è il tempio della musica per quanto riguarda la lirica, no? Quindi sta un po' in proporzione alla Scala di Milano rispetto alla lirica, quindi è il tempio sostanzialmente. Ma poi ci sono anche tanti altri teatri, visto che Luigi ne ha parlato, in provincia di Parma, che io per esempio ho visto il teatro di Busseto, che è il teatro di Verdi, che è un teatro meraviglioso, e poi ce ne sono anche altri. Sbaglio, Luigi? E poi c'è il teatro di prosa, teatro 2. Anche a Fidenza c'è un teatro, Paganini, dove è stato realizzato nell'ex fabbrica Eridania, con una ristrutturazione di Renzo Piano su tutta l'area. È stato costruito l'Auditorium Paganini, dove principalmente tengono gli eventi la fondazione dell'Orchestra Sinfonica Arturo Toscanini, che è tra le principali ICO nazionali. Quindi dicevo, tu Luigi sei anche musicofilo e usi strumenti musicali, o sbaglio? Non ho capito, Claudio. Che strumenti usi? Sei musicista? No, io non uso strumenti musicali. Però ho degli amici molto bravi che sono... Ti ho definito musicofilo, non so se il termine ti piace. Cos'è? Musicofilo, uno che ama la musica. Ascoltami, caro, è vero che nel blog molti diciamo che seguaci e follower eccetera sono interessati all'argomento più noioso della musica, però comunque utile e necessario, delle tasse? Dunque, avendo incontrato Claudio, parlando dopo anni che non ci vedevamo, della mia attività, gli ho detto che potevo essere interessato a quello che lui stava facendo nell'ambito delle tasse. Quindi, visto che c'è una quantità enorme di crediti inesigibili che determinano solamente una grande quantità di carta da gestire, che è solo un costo se non viene eliminata con adeguate operazioni sanatorie. Si parla di 1.200
miliardi di euro e 163 milioni tra cartelle e avvisi di addebito. Niente meno, Sono avvocato. circa 22 milioni di persone, soggetti coinvolti. Caro Luigi, tu parli di 22 milioni, ma secondo me siamo coinvolti più o meno tutti, i 60 milioni di italiani, se ancora siamo questo numero. Comunque, tranne i neonati ovviamente, che possiamo lasciare fuori. Dicevo questo, allora praticamente io e Luigi, ti interrompo un secondo Luigi per dire una cosa, che io e Luigi abbiamo iniziato una collaborazione con una piccola rubrica sul social blog di Luigi Boschi che si chiama In nome del popolo italiano. Allora questo titolo l'hai inventato tu Luigi, dici perché l'hai inventato e poi alla fine una ragione cinematografica penso ci sia dietro, no? Beh, insomma, è stato un famoso film anche, però l'idea è quella di dare ho depositato il dominio in nome del popolo italiano.org, che è collegato. Speriamo che il Ministero della Giustizia non ti faccia causa con le sentenze. Comunque, io pubblico i fatti e non pubblico delle cose che riguardano, che non sono reali. Io non ho mai pubblicato delle fake news. Certo. Quindi, allora, ultimamente hai parlato nel blog di rottamazioni, immagino, come tutti quelli che si occupano di tasse in questo momento. Le rottamazioni che io ho inserito. Allora, di fronte a questi numeri, bisogna anche porsi una domanda. Saranno tutti colpevoli di questo gli italiani o ci sarà anche del grosso merito degli impiegati o dei dirigenti dell'Agenzia delle Entrate? Siamo sicuri che tutti i conteggi contro gli italiani siano stati giusti e siano stati fatti correttamente? Sappiamo come è stata fatta, ad esempio, l'impossibilità di fare ricorsi previo morosità pazzesche e costi fuori dalla norma? Io dico che di fronte a queste cose bisogna riflettere prima di dire che gli italiani non pagano le tasse, non hanno voglia. Dobbiamo riflettere sulla realtà. Se una squadra di calcio perde 10-0 non è solamente perché c'è un bravo centravanti, ma perché l'altra è nulla. E poi c'è anche un grande problema che adesso, visto che siamo in radio, glielo sottopongo. Il problema europeo è un problema di paradigma monetario. Noi dobbiamo uscire dalla moneta addebitata e avere una moneta europea sovrana emessa dalla BCE, cosa che invece ora abbiamo una moneta addebitata, quindi che è gestita dai grandi gruppi finanziari che emettono moneta senza averne il possesso, la emettono e la prestano al valore nominale gravata da interessi. Viene emessa dal nulla. Quindi noi il caro Draghi dovrebbe, visto che ha competenze di questo e ha relazioni internazionali con i grandi gruppi finanziari mondiali, dovrebbe parlare di questo, non l'unione con i Paesi Uniti. Certo, dobbiamo essere uniti e non andare in ordine sparso, però il problema monetario è un problema fondamentale. Non si esce dal problema economico italiano, europeo, se non si esce con una moneta nostra, sovrana, dell'Europa, cosa che non c'è adesso. D'accordo. Caro per Luigi, quanto riguarda le dire una tasse, cosa, però, di che perché- cosa vogliamo parlare in concreto stasera? Sì, esatto, Antonino, perché Luigi poi, cioè praticamente lui tocca un po' tutti gli argomenti che il suo social blog, di cui parla il social blog. Però in realtà stasera io volevo parlare brevemente della rottamazione che con fatica
però il centrodestra ha approvato. Questo è un risultato, secondo me, anche della Lega, che si dedica alle tasse in misura maggiore rispetto ad altri movimenti politici e partiti. Quindi il fatto di rinnovare la notizia che finalmente il 18 di marzo ci saranno i moduli per presentare la rimessione in terminis della rottamazione quater è una notizia positiva per gli italiani. A fronte di un centrodestra che sta cercando di rispondere in qualche modo alle esigenze di ovviamente uscire da una situazione anche che viene post-pandemica, quindi di difficoltà economica per i cittadini contribuenti, abbiamo una sinistra che dice no e non dice altro, non ha una politica fiscale. Allora a questo punto il discorso che con Luigi Boschi abbiamo portato avanti già con la piccola rubrica sul suo social blog, dicevamo prima, è quello di far sapere agli italiani, che già ovviamente sono informati abbondantemente su questo, ma con maggiore dovizia di particolari, che chi è decaduto, ecco la notizia, chi è decaduto dalla rottamazione quater, non è riuscito a pagare, adesso avrà la possibilità di ripresentare la domanda e dentro il 31 luglio di pagare, sembrerebbe, e questa va data con il beneficio di inventario col condizionale, di 10 rate, quindi una decina di rate che permettano di rientrare per il pregresso. Ecco, questa è già una mezza buona notizia. Ovviamente tu, Antonino, sai che noi abbiamo anche invitato Gus Merol in radio un po' di puntate fa, che è il padre di questa richiesta, uomo della Lega, che ha presentato, poi anche Massimo Garavaglia penso abbia cercato di aiutare in questo progetto di legge sulla rottamazione quinquies, che ancora non ha avuto, diciamo così, non è ancora nata, non è ancora diciamo stata battezzata dal Parlamento, ma dovrebbe nascere, speriamo di sì. Allora a quel punto abbiamo una risposta per coloro che sono stati dichiarati decaduti, non ne sono riusciti a pagare, e ce ne siamo occupati con Luigi, e poi volevo dirgli a lui, magari poi voglio fare una domanda sulle reazioni magari dei suoi adepti sull'internet, del blog, ma su questo argomento. Ma adesso servirebbe fortemente non solo pensare a coloro che sono decaduti dalla rottamazione quater, ma anche a coloro che non hanno mai presentato la domanda o che hanno cartelle successive al 30 giugno 2022. E quindi la proposta della Lega, e mi sembra anche di noi moderati in Parlamento, e anche della Forza Italia, sia quella di dire arriviamo fino al 31/12/2024. Ecco, questa sarebbe già una seconda buona notizia, cioè azzerare praticamente tutte le rateizzazioni fino al 31/12/2024 e rottamare tutto quello che è rottamabile, anche per una ragione. E poi do la parola un attimo a Luigi, volevo fargli una domanda, se mi può far sapere di questo. Cioè abbiamo la chiusura, la fine delle cartelle. Le cartelle nel 2025, c'è chi pensa 2025, c'è chi dice 2026, finiranno, e quindi arriveranno delle forme diverse di pagamento, gli avvisi di addebito e quant'altro. E quindi questa rivoluzione nell'ambito della riscossione deve di pari passo andare ad affrontare quello che diceva Luigi prima, cioè una sorta di patto tra lo Stato e i contribuenti. Chiedevo a Luigi cosa... Un momento, io vi chiedo 10 secondi di pausa perché l'orologio della radio va rispettato. Scusate un attimo. Giovedì 20 febbraio torna il World Radio Day, l'evento radiofonico più grande d'Italia organizzato da Radio Speaker. Una giornata gratuita e aperta a tutti per festeggiare il mezzo più amato di sempre, la radio. Potrai fare networking, ispirarti e formarti con i professionisti del settore e le più grandi star della radio italiana. Giovedì 20 febbraio ti aspettiamo al Talent Garden Calabiana di Milano per il World Radio Day. Non fartelo raccontare, ottieni subito il tuo pass gratuito su worldradioday.it.
Rieccoci, le 19:31 minuti e 48 secondi qui su Radio Libertà, in attesa di giustizia. Luigi Boschi, l'avvocato Claudio De Filippi, Antonino Danna al microfono. Prego, avvocato. Allora, dicevo a Luigi, volevo fare questa domanda. Quali sono le reazioni dei tuoi, diciamo, di coloro che ti seguono sul blog, su questo argomento tasse? Cosa hai capito, cosa hai intuito? Sono tutti positivi, anzi, hanno detto proprio ci sono commenti molto chiari, insomma, che vogliono la rottamazione, gli italiani sono favorevoli, per quello che vedi te nel tuo blog, che ricordo mi sembra che siano più di 20.000 persone che ti seguono, o sbaglio io come cifre? Dimmi no, tu. 20.000 no, però di più. Io tutti i giorni ho circa 1.500 persone che visitano il sito. Sono molti di più, allora. Certo. Ti dicevo, ma questi cosa dicono sulla rottamazione gli italiani, per quello che è il tuo spaccato che vedi sul social blog? Sono contenti o sono contrari? C'è anche chi è contrario. Positivi. Positive, ma ci saranno sempre coloro che dicono: ma noi le tasse le abbiamo pagate e ce l'abbiamo fatta, perché tutti questi altri che non ce la fanno devono avere lo sconto? Questa è la classica domanda che fanno coloro che le tasse le hanno per fortuna loro pagate. Non è un problema di evasori, è un problema che in un momento economicamente difficile come questo, la rottamazione deve essere fatta in modo sostenibile, perché altrimenti, se non è sostenibile, non serve a niente. Se non c'è questa è una sorta di stato di necessità. Le rottamazioni non piacciono a nessuno, perché è vero che coloro che hanno pagato si sentono defraudati, presi in giro, eccetera, eccetera. Ma bisogna pensare anche a chi non ce la fa. Che non gliene frega niente, presi in giro, sono persone che avevano i mezzi e hanno pagato, punto. Pensiamo a chi non ce la fa. Questo è quello che è il significato della rottamazione. Di quello che ho pagato io. No, perché tu hai guadagnato, hai pagato quello che ritenevi fosse giusto, secondo le norme della legge, e poi così come ci sono le persone che non guadagnano gli stipendi dei grandi manager, ci sono anche professionisti o attività artigianali che non guadagnano grandi cifre. Quindi riuscire a dare loro la possibilità di togliersi un arretrato che è difficoltoso da sostenere, perché in qualsiasi momento ti possono arrivare dei miglioramenti, ti possono arrivare delle situazioni incresciose, quindi togliere i problemi agli italiani è nel dovere di uno Stato, di fronte non ai furbetti, ma di fronte alle persone che hanno, ad esempio, un ISEE molto basso, che hanno lavori con redditi molto bassi. Non stiamo parlando dei grandi evasori. Scusami Luigi, mi viene in mente un'ultima domanda, che poi penso che Antonino sia arrivato alla fine trasmissione. Ma secondo te, domanda che non vorrei porre in forma retorica, la sinistra, non pensando a chi è in difficoltà con le tasse, sta facendo il suo lavoro? Cioè, la sinistra dovrebbe pensare a chi è in difficoltà. Invece ci troviamo di fronte che chi pensa che è in difficoltà è il centrodestra. Questo è un paradosso, cioè dovrebbero pensarci entrambi sinceramente, però lasciare il campo libero al centrodestra in materia di tasse secondo me significa dargli vittoria quasi certa, perché tutti coloro che sono in difficoltà economica, come dice Luigi, che non riescono a pagare, si devono rivolgere a chi li può aiutare, cioè il centrodestra. Non avere una politica fiscale in ambito fiscale, una politica che riguardi le tasse, dire dovete pagare, mi sembra che sia un grosso vulnus per la sinistra, che è
troppo spostata a sinistra e pertanto non dà risposte. Ma dimmi tu, Luigi, cosa ne pensi? Non volevo fare una risposta e domanda allo stesso tempo. Io penso che uno Stato deve andare incontro alle esigenze dei propri cittadini. Quindi c'è un'esigenza dei cittadini sul problema arretrato di tasse non pagate? Che vogliono, assolutamente. Dopo il Covid, dopo la crisi, dopo il tutto, dopo tutto quello che abbiamo, che stiamo vivendo, ci vorrebbe una risposta dei due schieramenti che abbiano delle risposte diverse, ma comunque nell'interesse dei cittadini, delle partite IVA, delle società, dei professionisti, ma anche delle famiglie. Perché ci sono anche dipendenti sovraindebitati, ci sono anche dipendenti sovraindebitati. Ci sono delle famiglie e quindi queste famiglie oggi che vivono in un modo con grandi difficoltà, dai costi energetici impossibili da gestire e da sostenere oramai, i costi, la tassazione che è sempre più elevata, cioè, almeno intervenire su quello che è un arretrato che i cittadini non riescono a togliersi dalle spalle, almeno quello. Molto bene, mi sembra che abbiamo più o meno riassunto il tema della serata. Avvocato, chiudiamo. Sì. Dovresti invitare qualcuno che controbatte sulla politica fiscale della sinistra in Italia oggi. Perché vedremo come potremo fare. Chi potresti invitare? È meglio chiamarli loro, è meglio parlare direttamente con Calenda, con la Schlein, visto che sono loro. Calenda è un grosso oppositore delle forme di rottamazione, quindi addirittura li chiama tutti evasori. Capito. Benissimo, allora grazie a entrambi e al piacere di ritrovarci con In attesa di giustizia la prossima settimana. Grazie ancora. Grazie a tutti. Buona serata. Buona serata. Allora, rieccoci qua alle 19:39 minuti e 24 secondi in questo momento. Il telefono è aperto 0292947222 se avete voglia di intervenire appunto per telefono, oppure 340 670 9659 se volete intervenire attraverso la zappa o WhatsApp. Noi andiamo verso la fine di questo nostro appuntamento di stasera. Un'ultima occhiata alle agenzie e in particolare è una serata, diciamo così, dedicata ovviamente alle notizie che arrivano dall'estero. Quindi, ricapitolando, con l'ADN Kronos abbiamo Ucraina, Riyadh, vertice USA-Russia, Mosca che dice sì a Kiev nell'UE, no nella NATO. Al-Masri, la Corte dell'Aia ha dato 30 giorni all'Italia per spiegare la mancata consegna. Poi abbiamo un bimbo conteso a 9 anni portato via dal padre in Romania, la mamma temo fugga con lui in Siria. Il disperato appello della madre all'ADN Kronos, aiutatemi a riportarla a casa. Israele e Hamas, vi dicevo, sabato liberi tutti gli ostaggi vivi, purtroppo non ci saranno tra loro i Bibas. Papa, notte tranquilla al Gemelli, è attesa per il nuovo bollettino. Il portavoce Vaticano Matteo Bruni, il Papa ha riposato, quindi stamani ha fatto colazione, si è dedicato come di consueto alla lettura di alcuni quotidiani. È morto Fritz Bolkestein, il padre della direttiva europea, aveva 91 anni. Parla il figlio dello Shah dell'Iran, il principe Reza Pahlavi. Regime più debole che mai, opportunità storica per la resistenza. L'appello del figlio maggiore dell'ultimo Shah di Persia al summit di Ginevra per i diritti umani e la democrazia. Vi porto un messaggio da una nazione in catene. Bonus diabete 2025, assegno fino a 525 euro al mese a chi spetta. Abbiamo questo servizio dell'ADN Kronos. Sondaggio di oggi, Fratelli d'Italia sopra il 30%, il PD scivola. L'allarme di Draghi, Ucraina, saremo i soli a garantire sicurezza anche in Europa.
e poi il countdown in Germania, 5 giorni al voto, l'incognita delle elezioni. Abbiamo poi Sinner squalificato per 3 mesi, la WADA, sanzione giusta, non è un caso di doping. Un pensiero e una prece per una collega che se n'è andata oggi, è morta a 49 anni Ilaria Jacoboni, giornalista di Radio Capital, un abbraccio forte a lei e alla sua famiglia. Bimba sbranata dal pitbull, il padre era positivo all'hashish. Andiamo a vedere questa storia di cui si è parlato già ieri. Il 25enne indagato per omicidio colposo si sarebbe addormentato per un paio d'ore scoprendo la bimba ferita a terra poco prima di mezzanotte. Scrive l'ADN Kronos, è risultato positivo all'hashish il 25enne, padre della bimba di 9 mesi uccisa in casa dal pitbull di famiglia in provincia di Napoli mentre la madre era al lavoro. Secondo quanto si apprende, l'uomo si sarebbe addormentato per circa 2 ore e avrebbe scoperto la bimba ferita a terra poco prima di mezzanotte. A confermare la positività all'utilizzo di stupefacenti è anche l'avvocato Luigi Montano, che difende il 25enne, ora indagato a piede libero come atto dovuto per omicidio colposo dalla procura di Nola. Gli inquirenti ipotizzano che da parte sua ci sia stata negligenza nell'accudire la bimba. Il cane, un pitbull senza il microchip, è stato sottoposto ad alcuni esami ed è tuttora affidato all'ASL Napoli 2 veterinaria. I fatti, come ricostruito dalla polizia, si sarebbero verificati tra le 22:30 e le 23:45 di sabato sera in un appartamento di Acerra. L'uomo, stanco dopo aver lavorato in un bar dalle 4 del mattino alle 15 e sotto effetto di stupefacenti, si sarebbe assopito accanto alla bambina sul letto mentre la madre era al lavoro in una pizzeria. La piccola però è stata ritrovata riversa a terra e con ferite alla testa, al volto e agli arti causate dai morsi del pitbull. Lascio questa notizia alla vostra valutazione e al vostro commento. Noi ci fermiamo qui per questa sera. Per venire incontro a quello che ha detto il buon Vito, stasera salutiamo il buon De André con la canzone di Marinella, che sarà ovviamente il pezzo con cui ci saluteremo. E in particolare vi invito a restare perché poi sempre su queste magiche onde di Radio Libertà ci sarà Aria Fritta di questa sera, se no domani in replica alle 17:35. E adesso, signore e signori, noi chiudiamo qui, grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Direttamente dal 1964 per voi Fabrizio De André, la canzone di Marinella. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Questa di Marinella è la storia vera che scivolò nel fiume a primavera. Ma il vento che la vide così bella dal fiume la portò sopra una stella, sola senza il ricordo di un dolore, vivevi senza il sogno d'un amore. Ma un re senza corona e senza scorta bussò 3 volte un giorno alla tua porta. Bianco come la luna il suo cappello, come l'amore rosso il suo mantello. Tu lo seguisti senza una ragione, come un ragazzo segue l'aquilone. E c'era il sole, avevi gli occhi belli, lui ti baciò le labbra ed i capelli. C'era la luna e avevi gli occhi stanchi, lui pose le sue mani sui tuoi fianchi. Furono baci e furono sorrisi,
poi furono soltanto i fiordalisi che videro con gli occhi delle stelle fremere al vento e ai baci la tua pelle. Dicono poi che mentre ritornavi nel fiume chissà come scivolavi, e lui che non ti volle creder morta bussò 100 anni ancora alla tua porta.